Incensurato, 23 anni, empedoclino, Vincenzo Filippazzo è stato arrestato dopo che nel magazzino di proprietà della famiglia il personale della squadra volanti del commissariato di Porto Empedocle ha rinvenuto due armi illecitamente detenute e precisamente un fucile a pompa calibro 12 e un fucile a canne mozze e calcio tagliato con relative cartucce calibro 12. Gli agenti nel corso della perquisizione hanno anche trovato quasi 4 kg di droga pronta per lo spaccio, la cui vendita al dettaglio avrebbe fruttato circa 20.000 euro. Una bella operazione, un bel arresto di un giovane incensurato che deteneva illegalmente quasi 4 kg di hashish e queste armi che avete visto di notevole importanza investigativa. C'è da sottolineare il grande lavoro dei miei agenti, coordinati anche dalla Procura della Repubblica di Agrigento, che hanno condotto a questo belle importante arresto. Abbiamo tolto di mezzo dal commercio illecito un bel quantitativo di sostanze stupefacenti. Considerate che il fenomeno è veramente dilagante e la quantità ci porta a pensare che sia veramente un fenomeno che dobbiamo seriamente attenzionare e che, come stiamo facendo e come abbiamo già fatto in passato. Come siete arrivati a questo risultato? Beh, questo è frutto di tanta esperienza dei miei agenti del commissariato, di intuito investigativo e anche un po' di fortuna, perché ci vuole pure quella. Certamente non è frutto soltanto di una casualità, è frutto della grande esperienza che oramai abbiamo maturato sul territorio e soprattutto sul contrasto di questo dilagante fenomeno che purtroppo vede sempre più giovani e sempre è sotto una soglia che adesso si è abbassato notevolmente di consumo di sostanze stupefacenti, di hashish, ma anche di altre droghe anche ora più pesanti. Questa operazione potrebbe aprire nuovi scenari? Ma certamente perché come vi ho detto, queste armi verranno attentamente analizzate nei nostri laboratori di polizia scientifica e certamente speriamo che che sappiano parlare, come diciamo noi in gergo, e sappiano dire le loro storie. Dobbiamo fare degli accertamenti molto importanti sulle armi, sui contenuti, sulla droga, perché riteniamo che si possa arrivare a ulteriori sviluppi.